Tra i vari partecipanti alla Fiera Campionaria 2011 a San Donà di Piave siamo andati a visitare gli stand di Confartigianato e Casa Clima. Vediamo il servizio. Com'è andata la vostra partecipazione quest'anno dopo alcuni anni di assenza? Allora, la nostra partecipazione è andata molto bene. Noi avevamo 25 stand dei nostri artigiani e uno stand di Confartigianato. In questa fiera abbiamo anche abbiamo fatto conoscere il nuovo network Casa Clima in sezione Venezia. Prima partecipazione quest'anno alla fiera. Primissima, è una novità assoluta e siamo contentissimi di essere qui per la prima volta, anche perché mancava questa informazione nella fiera. C'è stato un interesse verso questo network da parte delle persone che sono state qui presenti? Sì, ci sono state due tipologie di persone che si sono avvicinate. La gente comune incuriosita perché conosce un po' il marchio, però magari non aveva mai approfondito cos'era, cosa non era, e poi molti artigiani che sapevano, conoscevano, già lavorano in progetti Casa Clima, però sono un po' singoli e separati tra di loro, quindi è stata un po' anche occasione per prendere informazioni, per tentare di fare un po' di rete. Tanto l'apporto positivo di Confartigianato che ha spinto perché noi fossimo qui interno alla fiera, e poi tutti gli stand che ci sono intorno, c'è una collaborazione assoluta e molto piacevole, quindi fa anche star bene. Come una persona, un imprenditore, comunque una società può entrare a far parte di questo network? È una cosa semplicissima, da un costo irrisorio, perché il costo per l'adesione al network è di 50 euro all'anno, quindi è una stupidaggine come costo. Per aderire basta rivolgersi alla nostra associazione dove c'è l'ufficio preposto, e comunque è una realtà staccata dalla nostra associazione, è all'interno, perché sostanzialmente questo è il nostro front office rivolto alla cittadinanza. Trovate tutto sul sito internet, sia il modello di adesione sia la banca dove fare il bonifico eccetera, quindi abbiamo agevolato al massimo. Possiamo già trarre qualche conclusione? Sì, è andata molto bene, c'è stata molta affluenza, molti artigiani sono venuti a trovarci, abbiamo creato, allora anche la dirigenza per quanto riguarda San Donà Fiere ha molto apprezzato il nostro ritorno in fiera. Quindi possiamo dire che la vostra partecipazione quest'anno, dopo un periodo di pausa, chiamiamolo così, è stato positivo? Sì, è stato molto positivo e spero che anche il prossimo anno ci saremo.